Rifiuti inquinati e contaminati utilizzati come materiale per l'edilizia e sottofondi stradali senza gli opportuni trattamenti è una vera e propria montagna di materiale, quella sequestrata dai carabinieri forestali di Venezia su delega della procura lagunare, materiale stoccato nella cava Campagnole di Paese e in un'area in via Mestrina Anoale. Sigillia 280.000 tonnellate di rifiuti, l'equivalente di 10.000 trasporti effettuati con auto articolati, provenienti da tutto il Veneto ma anche da regioni limitrofe, accumulati nelle due aree senza essere sottoposti alle operazioni di trattamento per bonificarli ed eliminare gli inquinanti. In particolare l'azienda che gestisce i siti ed opera da anni nel settore del recupero dei rifiuti miscelava il materiale contaminato, principalmente da metalli pesanti come rame, nickel, piombo, selenio, con altri rifiuti al fine di diluire gli inquinanti in essi presenti. A completamento della miscela contaminata veniva aggiunta calce, cemento ed altri leganti, così da creare un materiale poi utilizzato in edilizia per la realizzazione di sottofondi stradali. Un'operazione altamente dannosa per l'ambiente in quanto il materiale rilasciava poi nel terreno le sostanze contaminate. In alcuni casi è stata anche riscontrata la presenza di cancerogeni come le fibre di amianto. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Venezia, in collaborazione con i Carabinieri Forestali e l'ARPAV, hanno evidenziato una diffusa situazione di gestione illecita dei rifiuti. Una notizia inquietante, commenta il sindaco di Paese Francesco Pietrobon. Attendiamo gli sviluppi dell'inchiesta, dopodiché faremo tutto ciò che è di nostra competenza per tutelare la salute del territorio e dei cittadini, anche perché, continua il sindaco, su quell'area avevamo già trovato dei frammenti di amianto e proprio in seguito a quel ritrovamento il comune ha emanato un'ordinanza di sgombero totale del materiale.